Continuano i lavori di riqualificazione della strada regionale 305 dal suo chilometro zero, posto in prossimità dell'intersezione con la regionale 56 per Gorizia, e la zona artigianale industriale di Mariano del Friuli. Le Ruspe hanno già ultimato l'invaso relativo al nuovo tracciato che andrà a rendere più scorrevole e sicuro questo importante tratto stradale. La demolizione del viadotto tra Mariano e Corona è in fase di ultimazione. Già per fine mese si dovrebbe iniziare a intravedere la costruzione della nuova rotatoria. In fase avanzata anche la nuova variante che bypasserà il centro cittadino del paese friuli-isontino, utilizzando il tracciato della mai terminata linea ferroviaria Cormose di Puglia. Anche la costruzione in loco del ponte sul torrente Versa, tratto nord della nuova arteria, è ben avviata. La grande rotonda, che sostituirà l'attuale svincolo tra le due regionali nei pressi del ponte sul fiume Iudrio, a cavallo dei comuni di Cormonse, San Giovanni e Natisore, è già in fase avanzata. Restano come sempre in questi casi, dovuti nelle ore di punta, alla forte mole di traffico e disagi. Ricordiamo agli utenti che la 305 è percorribile su una sola corsia nella direzione Udine-Monfalcone, con velocità ridotta a 50 e 30 km/h, mentre per chi da Monfalcone dovesse raggiungere il capoluogo friulano, deviazione all'altezza del bivio di Angoris, percorrere l'omonima strada provinciale in direzione Cormonse e da qui entrare sulla 56 direzione Udine. Una cosa è certa, se non ci saranno intoppi, a fine marzo 2012 sarà tagliato il nastro inaugurale a un'opera attesa da oltre 40 anni, visto che siamo in Italia, meglio tardi che mai.